Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Giornata anche quella di oggi che sarà dedicata in parte alla novità del Green Pass sul posto di lavoro. Ieri abbiamo seguito in modo molto dettagliato, molto approfondito tutto quello che è successo in Veneto, dalle proteste alle cose che sono andate bene, dalle opinioni di chi non voleva e non vuole dover utilizzare il Green Pass per andare sul posto di lavoro, a quelle di chi invece ha deciso di aderire tranquillamente a questa novità. Come sempre noi vi portiamo tutto quello che succede, poi ognuno si fa un'idea di come vanno le cose. Naturalmente c'è anche la cronaca, abbiamo i collegamenti con i nostri giornalisti, con le nostre redazioni, ma apriamo la puntata di oggi con un collegamento con un sindaco confermato, perché parliamo con Riccardo Mortandello. Andiamo a Montegrotto Terme. Fino a un attimo fa era a posto, adesso aveva un filtro blu, ma penso che ci senta e ci veda bene. Buongiorno sindaco. Evidentemente abbiamo qualche piccolo problema di... Eccoci qua. Ci siamo, ecco. Allora, comincia col brivido il Focus TG di oggi, ma ci pare che invece ora sia tutto a posto. Sindaco, buongiorno. Intanto complimenti per la conferma che è arrivata pochi giorni fa per il suo ruolo e grazie per aver aderito alla nostra proposta di partecipare al Focus TG. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. Grazie dei complimenti. Abbiamo ricevuto un mandato popolare molto ampio, per cui ci apprestiamo a fare altri 5 anni di amministrazione. Ovviamente abbiamo iniziato subito a lavorare. Oggi abbiamo il Consiglio Comunale di insediamento che faremo in Piazza Roma oggi pomeriggio alle ore 3, giusto per dare un risalto anche coreografico a questo secondo mandato, e subito siamo partiti appunto con la questione Covid Green Pass. Sarei bugiardo ad affermare che non ci sono state delle criticità, sia per quanto concerne l'interpretazione della norma e sia per quanto concerne anche la gestione del personale, perché sappiamo benissimo che essendoci libertà di scelta nell'effettuare il vaccino, alcuni dipendenti si sono vaccinati, altri preferiscono fare il tampone, e quindi serve anche un'attenta analisi della norma per adempiere a tutto ciò che viene richiesto. Questo da un punto di vista per quanto concerne il lavoro pubblico, mentre per quanto concerne la stagione turistica stiamo viaggiando con numeri fantastici. Paradossalmente l'effetto Green Pass sembra avere un effetto fiducia nei mercati turistici, perché abbiamo gli alberghi praticamente pieni, non soltanto durante il weekend come storicamente accadeva anche prima del Covid, ma si è avvicinata e si è affacciata una nuova utenza di mercato, soprattutto straniero, austriaci, francesi e tedeschi, che stanno riscoprendo non solo Montegrotto Terme, ma i Colli Euganei e tutto un ambito veramente da scoprire a 2 passi da Venezia. Allora sindaco, tiriamo un po' le somme di quello che è successo nei giorni scorsi. Intanto diciamo già che noi con le nostre telecamere saremo presenti oggi al primo consiglio comunale. Intanto complimenti per l'idea, perché farlo all'aperto, permettere a tutti, ma proprio a tutti letteralmente, di poter vedere l'espressione della democrazia diretta praticamente in azione è sempre un bel segnale, anche e soprattutto in questi giorni in cui basta niente per accendere gli animi. Facciamo un passo indietro, parliamo di Green Pass nel pubblico, perché lei ce l'ha accennato poco fa. Come è andata coi suoi dipendenti, senza naturalmente fare considerazioni poi, ma i numeri come sono andati? Chiedo scusa, ma mi si blocca la connessione, non riesco a capire quello che viene detto. Forse allora, mi ricollego. Allora, stiamo fuori noi un attimo qui con il Focus TG, aspettiamo che il sindaco di Montegrotto Terme si ricolleghi al nostro server, lo aspettiamo fra un attimo. Nel frattempo vi diciamo che poi avremo come sempre il nostro collegamento del sabato con Nicola Sfaronato fra poco per parlare di meteo, appunto con Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, per capire dove stiamo andando, anche perché
che sì, è un ottobre decisamente gradevole per quanto riguarda le temperature, si sta bene, fa venire voglia di organizzare qualche gita, qualche scampagnata. Capiremo se è il caso di prendersi qualche ora domani per una passeggiata, oppure se è bene mettere in valigia anche un K-Way, un ombrello. Ma ci pare di rivedere adesso il sindaco Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme. Ci sente adesso, sindaco? È possibile che abbia cambiato inquadratura e telefono? Sì, ho cambiato dal computer, sono passato al cellulare. Molto, molto meglio. Allora, ripartiamo da dove ci eravamo interrotti. Dicevamo, com'è andata con i dipendenti del vostro comune? Parliamo del pubblico in questo momento. Ma allora c'è stata qualche leggera criticità che però non è degna di cronaca, nel senso che noi, avendo avuto anche 2 focolai molto importanti durante il Covid, abbiamo dei dipendenti che devono attendere qualche mese ancora per potersi vaccinare, quindi hanno di fatto l'autorizzazione ad accedere perché sono immunizzati avendo preso il virus. C'è stato qualche, inghippo nell'interpretazione. Vi faccio un esempio perché questo è eclatante. Oggi pomeriggio abbiamo il Consiglio Comunale in Piazza Roma all'aperto, la parte politica deve risultare col Green Pass, mentre il pubblico, che dista 5 metri dai banchi, non necessita di Green Pass. Quindi c'è tutta un'interpretazione della norma che peraltro, come succede spesso, va interpretata nella maniera migliore possibile, perché ad esempio all'utenza che viene in comune non è richiesto il Green Pass, ma ai dipendenti, ai capi settore, alla parte politica viene richiesto. Quindi io intravedo un po' una disparità di trattamento, e se devo dire il nostro personale è stato veramente molto ligio, non ci sono state grosse criticità, ovviamente consapevoli che questa norma va interpretata. Quindi tutti i controlli che sono stati fatti dai responsabili sono risultati in un qualche modo tutti rispondenti alla normativa. Per quanto riguarda invece gli alberghi, il settore termale, che insomma è il trainante per il territorio di cui stiamo parlando, com'è andata, come sta andando, sia per quanto concerne i visitatori che per quanto riguarda il personale degli alberghi? Sì, per quanto concerne i turisti, diciamo che le nostre strutture termali sono all'avanguardia, perché già da prima rispettavano in maniera molto puntuale i protocolli per contenere eventuali episodi di positività al Covid. Diverso per quanto riguarda il personale, perché anche lì c'è una fascia che va dal 15 al 25% di personale che resta in sospensione, che non intende vaccinarsi, e quindi c'è anche una rincorsa a cercare camerieri, fangoterapisti, fanghini, bagnini, perché appunto tante aziende, ma oltre che quelle turistiche anche in zona artigianale, ho sentito che alcuni trasportatori non intendono vaccinarsi, per cui mettono anche in difficoltà l'imprenditore che per dare il servizio all'utente, al turista o a chi per esso, deve avere il personale. Quindi lì ci sono secondo me delle criticità. L'auspicio è che adesso, io ho letto anche i dati, c'è un po' una rincorsa al vaccino, e che queste persone si vaccinino, a meno che appunto non ci siano delle preclusioni in ordine medico, quindi con una presa di posizione da parte del medico di medicina generale o di chi per esso, appunto che tutti si vaccinino, perché secondo me, pur non essendo obbligatorio il vaccino, di fatto con questa normativa sul Green Pass si sta percorrendo un viale che porta all'obbligatorietà. Quindi ci sono delle leggere criticità per quanto concerne il personale negli alberghi, e ripeto, in un momento in cui gli alberghi sono pieni, perché non è che non si stia lavorando e quindi ci si può anche prendere il lusso di stare senza bagnino, di stare senza dei camerieri o dei fangoterapisti. Gli alberghi sono pieni e ovviamente il turista che viene vuole il servizio. Io spero, in un senso di responsabilità di tutti, che si vadano a vaccinare. Ecco, questa notizia che lei ci sta dando, sindaco, è decisamente interessante, mette anche in una prospettiva nuova, in una luce diversa, il periodo che stiamo vivendo. Il turismo in altre zone del Veneto si è visto durante l'estate, parliamo naturalmente magari dell'altopiano di 7 comuni, delle Dolomiti, del litorale veneziano, ma adesso è alta stagione lì da voi? Sì, storicamente la primavera e l'autunno per quanto concerne Montegrotto Terme sono alte stagioni. È altrettanto vero che abbiamo assistito a un giugno e un luglio con numeri da record, perché quest'estate evidentemente c'era talmente tanta voglia da parte dei turisti di muoversi
che paradossalmente abbiamo avuto un luglio con numeri da record rispetto al trend dove luglio era bassissima stagione. Quindi a mio modo di vedere si sta anche riformulando una stagionalità e speriamo che si raggiunga l'obiettivo di destagionalizzare il più possibile in modo da riempire gli alberghi non solo nel midweek, quindi dalla domenica notte al giovedì notte, ma anche in quei mesi come novembre o come luglio, che storicamente sono mesi di bassa frequentazione turistica. Quindi si stanno un po' ridefinendo i parametri e stanno cambiando le regole, quindi siamo abbastanza soddisfatti e noi questo lo vediamo dall'imposta di soggiorno, quindi da quanto ogni struttura alberghiera versa il comune di imposta di soggiorno, vediamo che i numeri sono molto positivi e questo ha tutto un riflesso positivo non soltanto sulle casse del comune, che poi andiamo a reinvestire ovviamente in promozione turistica, ma anche nei negozi, nei ristoranti, nei bar e quindi quando arriva ricchezza diciamo che tutto il territorio si riempie di linfa vitale. Allora, il tema della destagionalizzazione è molto interessante perché è una sfida alla quale tutto il comparto turistico veneto dovrà rispondere. Ma prima di parlare d'altro, Sindaco, chi c'è adesso alle terme padovane? Ci sono stranieri, ci sono italiani, ci sono veneti? Storicamente il mercato italiano la fa da padrona, nel senso che il 60%, 70% è mercato italiano, veneti ma anche cittadini di regioni come Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, abbiamo tantissime persone da Bologna, da Bergamo e quindi le regioni attorno al Veneto sono grandi fruitori delle terme e stanno anche parecchi giorni. Ieri fatalità ho incrociato due signore che si recavano al Museo del Termalismo Antico del Territorio in bicicletta provenendo da un albergo di Abano passando lungo l'anello ciclabile, quindi c'è molta utenza italiana. Ma ci sono anche gli stranieri. Infatti giovedì scorso al mercato si sentiva parlare, ed era una sensazione piacevolissima, un tedesco con accento austriaco, con accento bavarese, quindi c'era parecchia utenza straniera, soprattutto tedesca. C'è anche qualche francese, perché incredibilmente i francesi stanno riscoprendo questa zona, gli amanti del golf che si recano al golf club Le Frassanelle, la Montecchia, al golf club Padova e che scoprono la magnificenza dei Colli Euganei, che se poi abbiniamo la cura termale alle piscine con acqua termale salsobromoiodica è veramente un toccasana e rigenera la mente e lo spirito anche per tutti coloro che sono stati ammalati di Covid e quindi trovano ristoro per limitare i danni da post-Covid che in alcune persone, lo vedo anche in alcuni cittadini di Montegrotto Terme, danno dei segni e perdurano molto nel tempo. Sindaco, questo secondo mandato sarà un mandato post-Covid? Noi ci siamo visti durante le fasi più cruciali del lockdown, nei momenti più difficili dell'ultimo anno e mezzo. Adesso si guarda già al futuro? C'è già qualcosa di diverso o siamo ancora in trincea? A mio modo di vedere siamo ancora in trincea, non dobbiamo sottovalutare questo virus perché è subdolo e purtroppo, piaccia o non piaccia, dobbiamo convivere con questa situazione adottando responsabilità etica, responsabilità civile, quindi invito tutti ad andarsi a vaccinare. Resta inteso che però il momento della pandemia di questo virus non può rallentare i processi evolutivi perché noi vediamo il mondo che sta correndo e quindi fin dalle piccole amministrazioni comunali come le nostre bisogna partire con progetti innovativi, con ridare enfasi ad un territorio per innescare anche delle economie che poi si riversano sugli imprenditori, sul territorio stesso. Quindi da un lato bisogna tenere altissima l'attenzione rispetto delle regole e non far finta che il problema virus non esiste perché esiste, continua a girare. Ma dall'altro va anche schiacciato il piede sull'acceleratore per iniziare i grandi processi di trasformazione urbanistica, per dare anche fiducia ai cittadini, per far ripartire i consumi, con l'intelligenza anche di aiutare coloro che perdono il lavoro, coloro che in una situazione momentanea hanno dei problemi anche per farsi la spesa. In questo noi siamo pronti a fare la nostra parte, sapendo che se quella famosa classe media che è stata distrutta negli ultimi 20 anni da politiche neoliberiste si ricostituisce, possono ripartire i consumi e possiamo pensare di rivivere una stagione positiva e di sviluppo economico come lo sono stati gli anni 60. Quindi, pur consapevole delle difficoltà, io sono fiducioso che il futuro possa essere foriero di
sviluppo economico, sviluppo sociale e anche di un'evoluzione delle menti delle persone. C'è sempre quel rapporto molto stretto fra crisi e opportunità. Immaginiamo che chi ha saputo superare brillantemente quello che abbiamo passato finora, insomma, sarà pronto a coglierle. Allora, Sindaco Riccardo Mortandello da Montegrotto Terme, intanto la ringraziamo per questo collegamento. La invitiamo qui a raccontarci il suo territorio, a raccontarci un'area così peculiare come l'area termale dei Colli Euganei, perché lì c'è un po' di tutto, c'è dalle terme all'aria aperta, al tempo libero, produzioni anche enogastronomiche di notevole livello, insomma c'è molto di cui parlare, di cui raccontare. La invitiamo quindi a tornare qui con noi, le auguriamo un buon primo consiglio comunale questo pomeriggio. A che ore, Sindaco? In Piazza Roma alle ore 15 si inizierà, ci si beve un caffè da Dallabona e poi tutti in piazza in Consiglio Comunale. Allora, noi saremo là con le nostre telecamere, racconteremo nei nostri telegiornali questo Consiglio Comunale un po' diverso. Ci pare di non averne visti all'aperto in questo inizio di seconde tornate, di secondi mandati dopo, o di nuovi mandati dopo la tornata elettorale di pochi giorni fa. Vedremo come andrà. Intanto grazie di tutto, sempre a disposizione, se ci sono novità non esiti a contattarci, ne parleremo anche qui in studio eventualmente con i nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Grazie di cuore a tutti voi, resto a disposizione, città di Montegrotto Terme, porte aperte, veniteci a trovare e buon lavoro. Ringraziamo il sindaco Riccardo Mortandello. Chiamiamo invece al volo il nostro amico Nicolas Farronato di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa per parlare di meteo. Sapete che il Focus TG è un contenitore in cui entrano tanti temi, entra la cronaca, la politica, l'attualità, entra anche il meteo tutti i sabati per capire che cosa è successo fin qui e che cosa succederà da qui in avanti. Dicevamo, se conviene organizzare una bella gita, magari cominciare a vedere un po' di quello che con una parola straniera viene definito foliage per le montagne del Veneto, o se è bene mettere in valigia anche un ombrello. Ce lo racconta Nicolas Farronato. Buongiorno Nicolas. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti gli amici che ci stanno. Allora, cosa ci conviene? Vai, penso che tu abbia sentito la domanda, quindi ti lascio subito lo spazio per raccontare. Esatto. Allora, niente, mi hai anticipato tu e diciamo che il weekend oggi, ma soprattutto anche domani, saranno 2 giornate caratterizzate dal bel tempo, come già si vede e si sente, con le temperature che tenderanno ad aumentare gradualmente. Anche se comunque continuerà a fare fresco al mattino, con anche il rischio ancora di qualche gelata sulle vallate più strette. Una cosa molto, molto inusuale, soprattutto negli ultimi anni, è il fatto che comunque i giorni scorsi le temperature minime di notte si sono molto avvicinate verso gli 0 gradi, ecco, insomma. Una cosa che negli ultimi tempi si era un po' dimenticata, perché spesso bisognava aspettare anche novembre, se non novembre inoltrato, quindi sembra che questo avvio di stagione sia molto più simile agli inverni tipici degli anni 90 inizi 2000. Speriamo effettivamente sia così. Allora, diamo un'occhiata alla mappa dell'ARPAV che Fabio Verin ci fa vedere in questo momento dalla regia. Vediamo per esempio che per quanto riguarda la Pedemontana effettivamente 4 gradi, 5 gradi, meno, siamo già andati sotto zero. In altopiano vedo, e anche abbondantemente, siamo andati sotto zero sulle Dolomiti naturalmente, sulla pianura 4, 5, 3 ma al massimo 7 gradi, quindi vuol dire che effettivamente di notte si va giù. Nicolas, siamo pronti per le prime gelate? Ma guarda, sembra che, a parte il weekend, ma l'inizio anche della prossima settimana sia sotto protezione di un anticiclone che è quello di spinta azzoriana, che quindi porti tempo stabile, diciamo, con qualche nube alta in transito, specie tra lunedì e martedì, ma che le temperature comunque siano lievemente in rialzo, in continuo rialzo, quindi aspettiamoci valori massimi anche intorno ai 20 gradi nei prossimi giorni, ma comunque ci sarà un po' di inversione termica, quindi le minime in pianura, ovviamente in caso di cieli sereni e assenza di aria, potrebbero comunque scendere su valori molto simili a quelli che abbiamo avuto
praticamente stamattina, non ai valori dei giorni scorsi che erano più bassi di questa mattina, però comunque su valori compresi in media tra 4, 5 e 6, 7 gradi, ecco. Questa è la forbice, diciamo. Comunque giornate che, sì, un autunno che anche se al momento è abbastanza asciutto, a parte la parentesi dei 10-15 giorni fa, continua comunque a regalare giornate soleggiate e comunque con temperatura che dopo il sottomedia di qualche giorno fa tornano in media, quindi diciamo un autunno nella norma, un po' scarso, un po' avaro di precipitazioni, però un autunno che dal punto di vista delle temperature finalmente dopo qualche anno si vede insomma ritornare in media. Vediamo per esempio un'immagine delle webcam dell'altopiano di Asiago, vediamo che magnifica giornata c'è in montagna. Nicolas, fa venire voglia di andare a farsi una passeggiata da quelle parti o in una qualsiasi delle zone di montagna del Veneto. Allora, piuttosto che un ombrello conviene mettere magari una felpa per un qualcosa di leggero, un giubbino leggero per le tarde ore del pomeriggio, ci pare di capire. Sì, dici bene, diciamo che la situazione sarà tranquilla, quindi l'ombrello può pure rimanere a casa. Ovviamente se si sale in quota a vestirsi, perché insomma come cala il sole chiaramente la temperatura precipita, però in linea di massima insomma non ci saranno problemi, quindi sia oggi che domani, ma anche ripeto l'inizio della prossima settimana per chi ha possibilità. Il tempo sarà generalmente tranquillo con solo qualche nube in transito, ma comunque di poco conto, quindi insomma non ci saranno particolari pericoli maltempo. Ecco. Vediamo per esempio un'altra immagine in diretta, naturalmente anche questa da Cima Grappa, i colori, non so se tu puoi vederla Nicolas, ma comunque immagino che tu conosca la situazione. La vedo. I colori sono quelli dell'autunno con l'erba che ormai ha perso il suo verde smagliante estivo, i boschi cominciano a farsi sul giallo, sul rosso, i sempreverdi danno quella macchia di colore. C'è qualcuno che veleggia sul sacrario di Cima Grappa e quindi ecco sono posti che vale la pena di visitare. Però Nicolas, ti faccio una domanda un po' più personale, ma non è che a voi amanti del meteo dispiace un po' una stagione così senza precipitazioni, senza eventi anche un po' intensi? Guarda, come ti dicevo, dal punto di vista delle temperature la situazione è nella media. Dal punto di vista appunto delle precipitazioni, come dici, eravamo abituati comunque che già verso la metà di ottobre la prima spolverata di neve anche sul Grappa solitamente si vedeva, insomma, ecco, la classica burrasca che segnava appunto la fine tra l'estate e l'autunno portava sempre a una leggera spolverata, magari anche pochi centimetri, però comunque magari si riusciva a vedere al mattino appena svegliati la vetta di Cima Grappa imbiancata. Quest'anno si sta facendo attendere. È riuscita ad imbiancare circa 10-15 giorni fa sulle cime più alte dell'altopiano di Asiago, però appunto il massiccio del Grappa per ora rimane, come si dice, senza la sua classica coperta bianca invernale. C'è anche da dire che appunto ovviamente le precipitazioni tardano ad arrivare, più che altro perché comunque il freddo avvenuto anche nei giorni scorsi, insomma, quindi le temperature un po' più sottomedia erano date da correnti di origine orientale, nord-orientale, quindi è la classica situazione dove appunto il nord Italia o comunque la maggior parte del nord Italia rimane all'oscuro delle precipitazioni. Abbiamo visto, per chi segue i TG anche nazionali, che comunque l'Italia dall'Emilia in giù, tutto quanto praticamente il comparto appenninico, ha avuto accumuli nevosi, tra l'altro anche abbastanza importanti. Insomma, la periferia di Napoli si contavano circa 30 centimetri a 1400 metri di quota. Pensiamo che Napoli fino a 20 giorni fa aveva estremi 30 gradi di notte e 40-45 di giorno, quindi veramente se così vogliamo metterla è un dispetto per noi meteo appassionati amanti del freddo e della neve. Però comunque sì, sono cose che succedono, però preferisco aspettare, diciamo, adesso magari un mese in più e vedremo una bella nevicata in pianura anche tra dicembre e gennaio. Ecco. Quindi teniamo duro e portiamo pazienza. Allora Nicolas, intanto grazie per tutte queste informazioni, queste anticipazioni, anche questi commenti sul tempo e qualche consiglio per i prossimi giorni. Noi sappiamo che hai un impegno abbastanza gravoso fra poco, quindi ti lasciamo andare, ti vediamo anche già un po' in fibrillazione per questo impegno di cui ci hai parlato fuori onda. Sappiamo che hai un saluto particolare da fare. Sì, esatto, ho un giovane amico, ragazzo che appunto anche lui si è
avvicinato al mondo della meteorologia e niente, mi sono promesso di salutarlo in diretta, quindi saluto Elia Simeoni che sicuramente ora è a scuola ma poi ci guarderà tramite l'app di Rete Veneta, e quindi un caro saluto e un grande abbraccio e speriamo ce ne siano tanti di questi ragazzi che si avvicinano al mondo della meteorologia, perché comunque purtroppo il mondo di social è pieno di, passatemi il termine, ciarlatani per quanto riguarda la meteo, perché solitamente le maggiori pagine sono le classiche che fanno i titoloni a chiappa-clic o comunque le sparate sensazionalistiche che poi effettivamente di scientifico e di vero hanno ben poco, ecco. Allora Nicolas, con questo augurio di vedere sempre più giovani che si appassionano a un tema, quello del meteo, che è di importanza quotidiana per tutti quanti, insomma magari qualcuno poi trova anche il modo di trasformarlo in un lavoro dopo tutto lo studio necessario e indispensabile. Noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ti diamo appuntamento alla prossima settimana e ti auguriamo un buon fine settimana. Grazie mille Ferdinando, un buon weekend a tutti quanti. Torniamo in studio. Allora, fatto questo primo giro di collegamenti e notizie di attualità Green Pass, attualità politica e attualità meteorologica, noi facciamo il primo break, la prima brevissima pausa pubblicitaria, però voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato finora di attualità Green Pass, attualità politica, attualità amministrativa con il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello. Abbiamo parlato di attualità meteorologica con il nostro amico Nicolas Faronato di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Adesso parliamo invece di attualità e cronaca padovana con Francesco Ratai che ci aspetta da una piazza, da un sagrato possiamo dire davanti al santo, decisamente affollato oggi. Francesco. Sì, è vero, è proprio così. Sabato, giornata di mercato, giornata di compere, di spese, e il bel tempo probabilmente ha spinto i padovani, anche molti turisti, perché sentiamo accenti e lingue che non sono quelle del luogo, ha spinto appunto molte persone a venire a Padova. Noi siamo appunto qui sul Sagrato del Santo, lo vedete dietro di me, risplende nella sua imponente bellezza. Noi siamo qua a raccontarvi anche di come è andata ieri la prima giornata di Green Pass. È stata una giornata che tutti molto temevano. I disagi che in molti annunciavano non ci sono stati. O meglio, c'è stato qualche problema per quanto riguarda gli autobus, sono saltate circa 200-250 corse, però grossi problemi di approvvigionamenti non ci sono stati. Noi ieri abbiamo sentito anche il MAP, che è un po' il nostro porto. Padova, lo sapete tutti, non c'è il mare, però c'è il MAP che è l'equivalente di un porto. In cui si scambiano la frutta e la verdura, vengono comprate e vendute e servono tutto il nord-est e oltre. Ieri al MAP è stato installato un punto tamponi che troverà posto nella società padovana il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Sono stati fatti 200 tamponi per i camionisti e per gli addetti, i facchini, per tutti quelli che ruotano attorno a quella che è una piccola città dell'agroalimentare in zona industriale a Padova. 200 persone, dicevamo, molti camionisti stranieri che magari sono stati vaccinati col vaccino russo, lo Sputnik, che non è riconosciuto dal Green Pass. Molti sono stati vaccinati col vaccino cinese, il Sinovac, che anche quello non è riconosciuto dall'Agenzia europea del farmaco, quindi non viene rilasciato per ora un Green Pass per queste persone qua, quindi bisogna provvedere con un tampone, come dicevamo. Abbiamo sentito anche gli artigiani, la realtà delle piccole imprese con 10-12 dipendenti è molto forte nel tessuto padovano, lo sapete, e i dati che ci hanno dato parlano di
un 5-10% di assenze sul posto di lavoro in questo momento, che corrispondono più o meno anche alle persone che non si sono ancora vaccinate, fondamentalmente. Il presidente degli artigiani padovani ci ha raccontato una curiosità. Sta succedendo questo fenomeno di settimana corta. Cosa vuol dire? Le persone che non hanno ricevuto il vaccino, le persone che devono tamponarsi, devono fare il tampone per avere appunto la certificazione verde, cosa stanno pensando di fare? Di lavorare il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì e di stare a casa il venerdì, perché pensano appunto che questa necessità di Green Pass ci sarà fino a fine anno, quindi decidono per queste settimane, per questi 3 mesi, di non lavorare il venerdì e risparmiare risparmiarsi un tampone, quello del venerdì, perché ricordiamo sono 48 ore la validità del tampone. Certo. per avere il Green Pass. Facendolo il lunedì e il mercoledì contano di riuscire ad andare al lavoro almeno 4 giorni alla settimana e non 5. Abbiamo il servizio, se dalla regia i colleghi possono mandarlo, lo vediamo insieme. Esordio positivo dell'obbligo di Green Pass nelle aziende artigiane della provincia di Padova, dove l'impatto è stato limitato. Nell'insieme delle nostre aziende associate c'è stata una mancanza e quindi un'assenza dal 5 al 10%, prevalentemente perché non volevano fare tamponi o perché le farmacie erano troppo impegnate, quindi non trovavano posti, qualcuno perché ha aderito allo sciopero. Per le imprese restano i timori, date le dimensioni e la scarsità estrema di manodopera specializzata. Per ora chi sta a casa è sostituito da colleghi che hanno accettato di fare un'ora di straordinario. Tra i settori più colpiti il trasporto. Principalmente non i bus operator, ma i trasporti merci, che hanno subito forse il maggiore danno, perché questi avevano come alle dipendenze personale dell'est europeo, che per la loro cultura, e mi fermo qua, non vogliono vaccinarsi. Sui tamponi a carico delle aziende il mondo artigiano è diviso. Tra i dipendenti non vaccinati si sta diffondendo la pratica della settimana corta. Alcuni dipendenti, questi pochi, ripeto, questi pochi o questi che ci sono, dicono: io mi faccio 2 tamponi alla settimana e il venerdì sto a casa, per cui risparmio un tampone che sono 15 euro e mi faccio venerdì a casa. Sì, non è che noi nelle nostre piccole aziende possiamo fare questo ragionamento un tanto al chilo. Noi le figure sono importanti e abbiamo bisogno che le figure siano al lavoro, per cui chiediamo con molta responsabilità da parte nostra, però che anche i nostri collaboratori siano responsabili e che credano nel lavoro e nel posto di lavoro che diamo. Francesco, abbiamo sentito l'intervista che Chiara Gaiani ha fatto. Allora, questo tema della settimana corta è decisamente interessante, perché ci dà l'idea comunque di uno zoccolo duro, di un gruppo comunque importante della popolazione e dei prestatori d'opera anche stranieri. Abbiamo sentito che non hanno la minima intenzione di aderire alla campagna vaccinale o anche comunque alla proposta dei Green Pass. Sappiamo che oggi a Padova ci sarà l'ennesima manifestazione sotto questo profilo. Esatto, sono attese qualche migliaio di persone, vorranno probabilmente sfilare come hanno sempre fatto, con la contrarietà dei negozianti che vedono nel sabato il giorno blu della loro attività, chiaramente il giorno in cui più persone si riversano nelle strade del centro cittadino. Il corteo partirà alle 5 e si concluderà proprio di fronte a me, voi non lo vedete adesso, ma di fronte a me c'è Prato della Valle, dove si terranno i soliti comizi che hanno caratterizzato questi mesi di protesta a questa iniziativa che il governo ha messo in atto per cercare di spingere sempre maggior numero di cittadini a vaccinarsi. Io adesso
vorrei cambiare argomento, vorrei raccontarti un'altra cosa, Ferdinando. Francesco, sì, ma ti chiediamo di alzare un po' la voce o di avvicinare il microfono, perché abbiamo, essendoci un notevole passaggio di persone immediatamente nelle tue vicinanze, entrano le voci di queste persone. A parte che, dobbiamo dire la verità, è molto bello vedere il sagrato, la piazza davanti al santo così viva e vivace. Non immaginiamo cosa ci possa essere nelle piazze, nella zona invece più commerciale, più dedicata al tempo libero, agli aperitivi, alla convivialità di Padova, ma immaginiamo che sia una Padova che decisamente ha ripreso a camminare. Ma dici che ci stavi parlando? Sì, volevo raccontarvi quest'ultima cosa legata al fatto tragico che è successo in città la scorsa settimana, e lo sapete tutti, è morto un vigile mentre era in servizio in sella alla sua moto, mentre seguiva una corsa di handbike alla Mandria, che è un quartiere qua padovano. È stata fissata la data per i funerali, si terranno martedì a Chioggia. Martedì alle 15 a Chioggia ci sarà l'ultimo saluto a Massimo Boscolo. La città di Padova ha deciso di omaggiarlo con un saluto sul sagrato della chiesa di Santa Giustina la mattina, e il comune ha annunciato che si farà carico di tutte le spese del funerale, una maniera per farsi sentire vicini alla famiglia di questo giovane, ricordiamo 34 anni, che ha perso la vita nell'adempimento del suo dovere. La città di Padova potrà quindi salutare questo agente di polizia locale martedì mattina sul sagrato della Basilica di Santa Giustina. Allora, noi ringraziamo Francesco Rattai, detto Checco, per questo collegamento. Francesco, se ci saranno altre novità da Padova, non esitare a ricontattarci, le daremo in diretta come sempre ai nostri telespettatori. Intanto buon lavoro e insomma speriamo di rivedere sempre più spesso una città, una Padova, un centro storico, ma come Padova esattamente tutte le altre città del Veneto, così frequentata. Vedremo poi le immagini anche di Bassano, speriamo di avere altre immagini simili da qui in avanti, perché vuol dire che insomma saremo usciti da quello che stiamo vivendo da troppo tempo ormai. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Prima di andare a fare la seconda pausa, diamo un'occhiata al volo con la regia di Fabio Verin ai dati che ci sono appena arrivati dall'azienda Zero della regione del Veneto. E per fortuna non è cresciuto il numero degli attualmente positivi nella nostra regione, sono quasi 400 le positività riscontrate con gli ultimi tamponi. Il numero degli attualmente positivi è fermo a 9.052, stavamo scendendo sotto quota 9.000 solo un paio di giorni fa, adesso invece galleggia a 9.052, ma ricordiamo che eravamo molto più in alto solo pochi giorni fa, quindi vuol dire che la situazione è in calo. Sono 11.800 purtroppo le persone che hanno perso la vita con il Covid, 474.436 quelle che sono risultate positive dall'inizio dell'emergenza. Gli altri dati, quelli della sanità, li vediamo fra poco, perché adesso noi facciamo, come abbiamo annunciato, la seconda pausa pubblicitaria. Voi però state con noi perché abbiamo ancora tante notizie da darvi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo appena visto con la regia di Fabio Verini i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della regione del Veneto, che ci dicono che ci sono state ieri 398 nuove positività e 9.052 attualmente positivi nella nostra regione. Ma scendiamo a vedere la seconda parte della tabella, che è quella in questo momento probabilmente più importante, perché ci dice ci spiega la situazione della sanità veneta.
pianeta e vediamo che in questo momento abbiamo 183 persone ricoverate in area non critica, di cui 136 ancora positive, 47 che si sono negativizzate e per un totale appunto di 183. Sono 35 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 30 ancora positive, 5 che si sono negativizzate. Abbiamo 218 persone ricoverate in Veneto in questo momento, un numero davvero molto basso. Le variazioni rispetto a ieri: un positivo di un'unità in area non critica, positivo di 2 unità il bilancio in terapia intensiva, non ci sono decessi da segnalare e anche questa è una gran bella notizia. Adesso usciamo da questa tabella per rientrare in un'altra grafica che è quella delle vaccinazioni. Vediamo, sono state fatte 18.000 somministrazioni ieri ed è un numero decisamente più alto del solito rispetto alle medie degli ultimi giorni. Le prime dosi sono state 4.971, i cicli completati 8.982, 4.150 il cosiddetto addizionale o booster o terza dose che dir si voglia. Il totale è di 87,6% scusate, delle dosi somministrate rispetto a quelle a disposizione della regione, quindi c'è parecchio spazio di manovra. Scendiamo ancora in questa tabella per vedere che il 75,4% della popolazione ha avuto la prima dose, il 71,7% ha avuto il ciclo completo. Prima dose più prenotazioni siamo al 75,7%, ci sono almeno 20.000 persone, pare 15.000 persone circa prenotate. Poi sono 45.000 dicevamo le persone che hanno avuto la terza dose, il booster o addizionale, e si avvicina all'1% della popolazione del Veneto. Queste sono le classi di età, vediamo che non cambia molto perché è comunque un po' a rilento, 18.000 somministrazioni al giorno non possono incidere più di tanto sui dati che vediamo. Sappiamo che disabili e vulnerabili sono ben coperti ormai da molto tempo e vediamo anche che la curva sta un po' risalendo, potremo vedere numeri un po' più alti nell'immediato futuro. Ovviamente non si arriverà alle 300.000 inoculazioni alla settimana che abbiamo visto durante l'estate nella fase più importante della campagna vaccinale, però siamo sicuramente in una tendenza positiva. Adesso torniamo in studio per fare un po' il riassunto di quello che è successo ieri, primo giorno di Green Pass obbligatorio sul posto di lavoro, giornata anche di proteste, di manifestazioni, di opinioni diverse, discordanti, un tema molto polarizzante, quello del Green Pass, quello dei vaccini in generale. Vediamo cosa è successo a Venezia, ad esempio. Ore 15, Piazza Ferretto, Mestre, 3.000 no Green Pass arrivati da tutto il Veneto. Per dire di no alle cose ingiuste. Il dissenso contro la normativa di governo che paragonano alle leggi fasciste, per rivendicare il diritto di lavoro e annunciare la presenza del medico trevigiano a favore delle cure domiciliari alternative. Il dottor Zonski che è venuto a darci manforte. I manifestanti accusano di censura chi non dà loro voce, ma dal palco l'ordine scandito a chiare lettere: non parlare con la stampa. Diciamo ai nostri giornalisti che volevano le nostre interviste, no? Che rilasciassimo: guardateci, questa è la nostra dichiarazione, sosteniamo Trieste! A questo proposito non cedete alla tentazione di rilasciare interviste se non avete assolutamente la certezza di poter avere una persona davanti che non userà le vostre parole. Imprenditori, studenti, nonne con nipotini al seguito, gente in bici e pure in carrozzina, praticamente tutti rigorosamente senza mascherina, hanno poi manifestato il loro dissenso nel lungo corteo tra le vie del centro città, dagli stessi paralizzata per buona parte del pomeriggio. Fate un buon lavoro, cercate di proteggere tutti. Sì, allora a nome del coordinamento Gruppi Veneto, vieni qui Daniela, non rilasciamo interviste.
In mezzo ai cori, le urla, gli slogan, lo sventolio del gonfalone di San Marco, la bandiera della Grecia eppure qualche tricolore tra curiosi e gente seduta ai tavolini dei bar e questa signora a volerci invece rilasciare un'intervista. Sono contraria a questa manifestazione perché sono favorevole al Green Pass, alla vaccinazione e al rispetto di tutti. Non c'è niente da discutere e trattare, c'è una sola cosa da fare, stracciare il Green Pass, dicono i manifestanti. Lei diceva ha perso anche un familiare, ha perso anche un familiare. Una cugina, sì, ho perso una cugina ed è stata una grave perdita perché le volevo molto bene. E quindi sta gente qua che mette in discussione la protezione del virus non la capisco, proprio non la capisco. Il fulcro, l'epicentro, possiamo dire, delle proteste, delle rivendicazioni nel nord-est, nel Triveneto, era però a Trieste per il porto. Vediamo la protesta di 7.000 al porto. Il popolo no Green Pass si è dato appuntamento davanti ai cancelli del porto di Trieste. Non è più solo una protesta dei portuali triestini, ma dell'intero movimento. Sono arrivati da Milano, da Firenze, da Bologna, da Udine, qui a Trieste per protestare contro l'entrata in vigore dell'obbligo del certificato verde. Oggi, venerdì 15 ottobre. Tu non sei un portuale ma sei qui a sostegno? Assolutamente sì, io lavoro nella zona industriale e sono qua a sostegno per questa Green Pass che è veramente una misura discriminatoria e non sanitaria. Sono uomo contadino, però attualmente non lavoro per il Green Pass, non faccio né tamponi né Green Pass, quindi non posso lavorare. Perché mi devo dimostrare perché io mi devo lavorare? Le urla di Fabio Tuia, che è già consigliere comunale, che non sarà più in consiglio comunale questa tornata. Sapevi la comia allora, sapevi la comia di Bastoneme allora Bastoneme che non voglio. Episodio controllato, diciamo, dal servizio d'ordine interna. Come vedete in queste immagini ci sono delle persone che entrano serenamente con la propria auto all'interno del varco del Molo Settimo. Cosa pensa di questa protesta? Io rispetto le idee loro. Rispetto le mie e rispetto anche dei loro. Manifestazione partita alle 6:30 del mattino e che dovrebbe durare a oltranza. Ma si proseguirà aspettando tutto il giorno che arrivi qualche notizia dal governo. Vediamo com'è andata invece davanti all'Electrolux di Susegana. È una cosa che non va fatta perché discrimina chi ha scelto liberamente di non farsi il vaccino. Se siamo venuti fuori una pandemia, siamo venuti fuori grazie al vaccino. I due volti del Green Pass obbligatorio oggi all'Electrolux di Susegana. Da una parte il sindacato con i lavoratori che sono rimasti fuori contro quella che viene considerata una forzatura. Ognuno decide, si fa il vaccino, ha fatto il vaccino che non si chiama vaccino, è un farmaco. Ha ridotto le sue possibilità di prendersi qualcosa, gli altri non vogliono farlo, a posto, basta. Dall'altra invece chi si è presentato regolarmente al lavoro. Adesso sto entrando con il Green Pass e lo trovo una cosa corretta. Mi dispiace solo che la delegazione del sindacato non faccia anche la nostra difesa. Se lo rendono anche obbligatorio, in questa Italia purtroppo dicono anche là, tireranno fuori scuse, tireranno fuori casini, diranno che è dittatura, quindi non va mai bene niente in questa Italia. Chi è entrato però ha poca voglia di parlare della scelta, schivando se possibile la telecamera. Come lo vede questa cosa del Green Pass? A posto. Eppure oggi c'è gente che è rimasta fuori, non era d'accordo. Non lo so perché non siamo entrati a lavorare, non lo so. Il presidio da questa mattina ha comunque rallentato la produzione, con una sola linea attiva su 4 in tutti i turni. I lavoratori hanno capito l'importanza di questo sciopero, tutti hanno il diritto di andare dentro senza avere spese in più come il tampone e senza dover rimanere a casa senza stipendio. Presidi anche a Vittorio Veneto all'esterno della RICA e della SIPA del gruppo Zoppas per una protesta che potrebbe continuare anche nei prossimi giorni, se dalle aziende o dal governo non arriveranno segnali positivi sul fronte tamponi. Di poter accedere all'infermeria per chi non ha intenzione di fare il vaccino, visto che comunque il vaccino non è obbligatorio. Ma chi lo paga? A carico dell'azienda. Siamo anche disposti a farlo in azienda, magari con un prezzo calmierato per i lavoratori. Vedremo anche come tutelare i lavoratori che da lunedì saranno a casa senza stipendio.
Siamo andati però a vedere come si entra in un'azienda in cui ci sono i controlli, i Green Pass e tutti i varchi, chiamiamoli così. Vediamo com'è andata. Primo giorno di Green Pass obbligatorio anche a Rosà, siamo davanti all'azienda I Milani, qui con noi c'è l'amministratore delegato Roberto Milani, con cui entriamo proprio in azienda e scopriamo come vengono rispettate tutte le varie procedure di controllo per quello che riguarda il Green Pass. Entriamo. Primo step, appena si entra in azienda tutti i dipendenti vengono controllati. Si misura la temperatura corporea come sempre, come era già tradizione, e adesso abbiamo aggiunto anche il controllo del Green Pass. E allora c'è l'addetta al controllo, è andata a buon fine. Eravamo un po' preoccupati, però è andato tutto bene, nessun problema, tutti avevano il loro Green Pass, c'è stato un problema, un dipendente ha sbagliato, ha preso uno scaduto, quindi è tornato a casa a prenderlo, uno non lo leggeva, ma poi siamo riusciti comunque a sistemare, quindi tutto bene, siamo contenti, soddisfatti della giornata. Questa è l'area open space, diciamo, il cuore dell'azienda, qui ci sono i dipendenti al lavoro, allora sentiamo come sono andate le cose questa mattina, insomma un po' di rallentamenti o tutto è filato liscio al controllo del Green Pass? No, assolutamente, tutto filato liscio, c'erano arrivate le spiegazioni con cui potevamo entrare in azienda e quindi anche i nostri responsabili erano lì per aiutarci, quindi è stato solo un paio di secondi in più. E ognuno è arrivato pronto e siamo tutti arrivati preparati. Abbiamo sempre paura che vedano un po' l'azienda come avversaria in questo momento, però insomma sono intelligenti da capire che noi stiamo solo rispettando delle norme che ci impongono. Questo era l'ultimo servizio del nostro Focus TG. Noi ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che hanno contribuito a portarci questi servizi, i collegamenti, le persone che sono state in collegamento oggi qui con noi per raccontare quello che succede in Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi, vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera. Per tutto il resto vi auguriamo un buon pomeriggio.